conclude mercoledì 30 aprile alle ore 21 presso Villa Ubizzi la prima edizione del corso di astronomia organizzato dall'Assessorato alla Cultura del Comune di Albignasego. Il corso di astronomia che l'amministrazione comunale intende proporre e sta proponendo qui ad Albignasego è nato dalla volontà di avvicinare i cittadini sempre più alle materie scientifiche, quindi sia i cittadini più piccoli, gli studenti, sia gli adulti, perché le materie scientifiche sappiamo sono di grande importanza al giorno d'oggi e soprattutto nasce dalla disponibilità del professor Umberto Balugani, che si è reso appunto disponibile e ha messo a disposizione la sua esperienza per realizzare questo corso. Docente di scienze, il professor Balugani ha coltivato il suo forte interesse per l'astronomia da autodidatta, costruendo personalmente il proprio telescopio. Da qui l'idea di condividere con un pubblico più vasto la passione per i misteri dell'universo. La cosa è nata da parte mia come insegnante perché ho preparato delle presentazioni in PowerPoint che mi interessavano di astronomia anche per farle vedere ai miei alunni. E poi ho proposto questi miei lavori al Comune di Albignasego, l'assessore alla cultura mi ha dato credito e quindi abbiamo organizzato una serie di eventi come quello di stasera. Direi che il pubblico, la prima serata, è stato molto partecipe. Il corso si suddivide in 3 incontri a carattere divulgativo nei quali si esplorano diversi aspetti del mondo dell'astronomia. Sostanzialmente tratto tutta l'astronomia a 360 gradi. Nella prima serata ho parlato del sistema solare nella sua completezza. In questa serata parlerò degli strumenti astronomici e di tutte le attività umane atte a studiare l'universo, lo spazio, e nella prossima farò un excursus sulla storia dell'astronomia dall'uomo primitivo fino ai giorni nostri. Pensato per un pubblico eterogeneo e sviluppato con un linguaggio semplice e diretto, il corso sta riscontrando grande entusiasmo, soprattutto tra i più piccoli. Cosa hai imparato oggi di nuovo? Ho imparato quali sono gli strumenti degli astronomi. Mi è piaciuta un sacco la parte che hanno presentato tutti i razzi, che in realtà si chiamano missili perché razzo è la parte del motore, e quando ci hanno fatto vedere l'interno del razzo. Che cosa si porta a casa da questa serata? Sicuramente è stato molto interessante il servizio sull'atterraggio sulla Luna, cose che effettivamente non avevo mai visto. È stato quasi un documentario dal vivo, visto bene, visto e spiegato da una persona competente. Il boom di prenotazioni hanno spinto l'amministrazione a considerare una seconda edizione. È un corso che ha avuto assolutamente grande successo, infatti tutti i posti disponibili per la prima edizione sono stati esauriti e c'è già una lista d'attesa di circa una cinquantina di persone per il prossimo corso che probabilmente si terrà a settembre.